Oggi si celebra San Cornelio. Il nome Cornelio deriva dal nome latino della gens Cornelia, legato a sua volta a corno, amuleto magico contro la sfortuna. Oggi, 16 settembre, è la giornata mondiale per la protezione e preservazione dello strato di ozono, necessario per proteggere la Terra e gli esseri viventi dai raggi ultravioletti, dannosi per la salute umana, in particolar modo per la nostra pelle. L'ozono è una forma allotropica dell'ossigeno, cioè un elemento formato dalle stesse molecole, ma con differenti strutture nei legami. La molecola contiene infatti 3 atomi di ossigeno. Ma sapete come si forma la ruggine sui metalli? I metalli costituiscono più di 3/4 degli elementi presenti in natura sulla Terra e manifestano un'enorme varietà di aspetti e comportamenti. Alcune proprietà fondamentali sono comuni a quasi tutti, tra cui la forte reattività, quindi reagiscono facilmente a contatto con altri elementi. Per esempio, il ferro a contatto con l'ossigeno dell'aria o dell'acqua crea ossido di ferro, chiamato comunemente ruggine. Buongiorno ai 12, oggi la luna si fa sempre più ambiziosa, congiunta a Giove e sarà foriera di tante nuove ambizioni per i segni zodiacali. Vediamo come. Ariete, per voi voglio l'erba voglio sembra proprio il detto più adatto. Mentre Saturno e Nettuno divagano in retrogradazione, il vostro cielo brama dei traguardi ambiziosi da raggiungere. Vi concentrerete e ci riuscirete avendo chiaro finalmente qual è l'obiettivo. Toro, per voi la Luna e Giove congiunti sono l'inizio di una fase molto ben augurante per quello che riguarda un affare di famiglia, una proprietà da comprare, qualcosa che porti agio e gioia alla vostra famiglia. Ottimo in amore. Gemelli, per voi la giornata oggi prevede degli incassi e dei conti da fare urgenti. Urgenti anche perché dovete tirare un bilancio, accettare una proposta e magari, perché no, firmare un contratto. Cancro, una giornata che vi vede protagonisti con la Luna, la vostra signora, nel vostro segno zodiacale che si congiunge all'espansione positiva di un Giove generoso che promette tanto. I buoni rapporti anche col Sole e con Mercurio vi rendono loquaci e finalmente oggi vi vengono dati gli strumenti per aggiustare un po' le cose nella vostra vita di coppia. Leone, a proposito di coppia, la bella Venere che ancora ospitate nei vostri gradi va d'accordo con Marte, quindi la passione salva, ma Urano propone degli imprevisti un po' inaspettati che potrebbero scuotere un po' la coppia e misurare quanto voi potete contare sul partner o meno. Vergine, la giornata di oggi è una giornata che vede Sole e Mercurio in diretta opposizione con Saturno e Nettuno. Oggi è una giornata molto emotiva in cui i Vergine potrebbero decidere finalmente se dare una svolta alla propria vita o no. Tutto questo sarà possibile dopo un'attenta valutazione che avrà bisogno anche di un confronto con una persona cara. Bilancia, la giornata di oggi prevede un momento decisamente molto movimentato con un Marte che quadra Giove e a Plutone. Il vostro cielo oggi sembra voler rivendicare delle condizioni più vantaggiose per voi stessi e per tutto quello che riguarda il vostro agio. Lotterete con le unghie e coi denti per ottenere tali condizioni. Scorpione, la giornata di oggi si avvale di un Giove e di una Luna generosissimi nei vostri confronti che vi portano amore, passione e tante novità. Si parla anche di un viaggio, di uno spostamento logistico, di una ricollocazione lavorativa molto intelligente e fortunata. Sagittario, oggi è proprio il vostro pianeta Giove a essere magnificato dalla Luna, una giornata quindi dedicata ai sentimenti nella maniera più pura e semplice. Oggi non amerete usare molto le parole, anche perché Mercurio è vostro nemico per adesso, ma sarete bravissimi a farvi capire con i vostri sentimenti. Capricorno,
Luna e Giove congiunti in opposizione. Probabilmente oggi dovrete rivedere la scala delle vostre priorità e anche saper rinunciare a qualcosa pur di mandare avanti i progetti e i doveri a cui tanto siete affezionati. In serata però recuperate una dimensione affettiva vantaggiosa. Acquario, per voi continua ancora la fase di creatività piena di successi, come se stesse studiando anche voi stessi. In questo momento i nuovi cimenti vi metteranno alla prova in maniera riuscita e positiva. I bellissimi aspetti planetari che forma Plutone, che regala al vostro cielo zodiacale, sono assolutamente le basi per la costruzione di un futuro carrieristico radioso. Il vostro fascino è in aumento. Pesci, Saturno e Nettuno retrogradano e fanno l'occhiolino ai vostri gradi, il che significa che probabilmente dovrete rivedere qualcosa che da un po' di tempo non va, tirare le somme e decidere come agire nella maniera più rispettosa dei sentimenti, ma rispettosa anche della vostra integrità, professionalità e anche dei vostri obiettivi futuri. Ci salutiamo con la frase del giorno: la guerra non si può umanizzare, si può solo abolire. E grazie al buon Einstein chiudiamo anche la puntata di oggi. Vi auguro una settimana all'insegna della curiosità, quindi seguiteci anche domani per rimanere sempre aggiornati. Buona giornata dalla vostra Martina.